Buongiorno e ben trovati ad una nuova puntata in diretta con Ore 13. Come ogni martedì la puntata dedicata alla salute, in particolare all'ULSS 2. Oggi parliamo dell'ictus cerebrale. In Italia circa 200.000 casi ogni anno, di cui l'80% sono nuovi episodi, il 20% invece sono recidive. La metà delle persone colpite sono donne. Oggi cercheremo di capire insieme quali sono i segnali, un po' i campanelli d'allarme che devono appunto mettere in allarme le persone, perché la tempestività dei soccorsi è fondamentale per affrontare meglio, insomma, un evento come l'ictus. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti, che vi presento subito. Do il benvenuto al dottor Roberto Bombardi, direttore della neurologia all'ospedale Conegliano. Ben trovato, dottore. Grazie. E do il benvenuto, il piacere di avere in studio anche la dottoressa Anna Gaudenzi, dirigente medico sempre nel reparto di neurologia all'ospedale di Conegliano. Ben trovata. Grazie, buongiorno. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Il numero lo vedete, dello 0422 1626 798. Allora, dottor Bombardi, parto subito da lei, no? Perché quando parliamo di ictus fa sempre un po' paura, perché è un evento improvviso, traumatico, insomma, inatteso. Però se ne deve parlare, perché in Italia è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, e perché soprattutto rappresenta la principale causa di invalidità. Spieghiamo bene che cosa accade e poi con l'aiuto del tablet vediamo anche un video che ci racconta bene, insomma, che cos'è l'ictus. Certo, come dice ictus, proviene il termine dal latino, è proprio un evento improvviso, immediato, che crea un disturbo di tipo neurologico. Poi vedremo quale può essere il disturbo. Questo evento lesionale al cervello può avere fondamentalmente due origini: o una forma ischemica, quindi non arriva abbastanza nutrimento, ossigeno a una parte del cervello, o un ictus detto emorragico. Allora andiamo a vedere il primo, no? Sì. Con l'aiuto del tablet vediamo questo video, così lo commentiamo insieme. Ecco, qui vediamo un'arteriola cerebrale dove passano i globuli rossi, e qui vediamo la parete che si gonfia per la creazione di un trombo, e che impedisce ai globuli rossi di attraversare l'altro ramo dell'arteriola, creando quindi una reazione ischemica. Quella parte di cervello posto in questo caso in alto non riceverà ossigeno e darà incontro alla morte cerebrale dei neuroni. Una seconda evenienza invece può provenire in genere su base cardiaca da una pallottolina, un coagulo che attraversa le arterie, entra nel cervello e effettua, qui vediamo il coagulo in alto a destra, lo stesso evento, ovvero sia va a occludere un'arteriola, impedendo l'ossigenazione di quella parte del cervello che qui vediamo annerirsi. Andiamo col successivo, perché abbiamo detto che possono capitare due eventualità, no? La seconda eventualità nel 20% degli ictus è l'ictus emorragico, ovvero sia nella parete, può essere di diverse origini. Qui vediamo che una parete di una arteriola dove scorrono i globuli rossi gradatamente può rendersi più fragile, e quindi i globuli rossi creano due problematiche. Da un lato possiamo vedere che sulla parte destra non scorrono, creando un'ischemia secondaria, ma l'evento più grave e più importante è la fuoriuscita di sangue con fenomeni di compressione e di allagamento locale. Un'altra evenienza è quando ci possa essere una sorta di gavocciolo, quello che è chiamato l'aneurisma, che si rompe per picchi ipertensivi, per traumi, creando proprio questo stravaso ematico e fenomeni compressivi lesionali su una parte del cervello. Allora, abbiamo detto che è un evento, insomma, che fa sempre molta paura, no? Sì. Parlare di ictus, insomma, incute un po' di timore, proprio perché è un evento molto traumatico, però effettivamente se ne deve parlare, perché è importante riconoscere i sintomi e poi, insomma, li elencheremo, ne parleremo. E in Italia, come dicevamo, è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, e la prima causa di invalidità, dottore. Assolutamente sì.
Questo è un problema estremamente rilevante, il fatto che circa 200.000 pazienti in un anno abbiano l'ictus, e questo comporta una notevole gravità e un notevole impatto sociale a più livelli, soprattutto per quanto riguarda poi quello che è l'invalidità, sapendo che grosso modo un paziente su 3 presenterà una gravissima invalidità, tale per cui non sarà più in grado di badare a se stesso, e questo comporterà poi una problematica per il resto della vita. A livello di percentuale sappiamo che quasi 1 milione di persone in Italia vive questa gravissima invalidità, e quindi poterlo prevenire, poter riconoscere i sintomi ed evitare questa evoluzione risulta assolutamente fondamentale. Dottoressa Gaudenzi, facciamo un piccolo passo indietro, no? Partiamo proprio dall'anatomia del cervello, una macchina perfetta, come funziona? Come funziona? È veramente una macchina molto complessa. Dico sempre ai miei pazienti che il cervello è un po' la centralina di comando di tutto l'organismo, di tutto il corpo. Comunque, per cercare di semplificare, il cervello è organizzato proprio in aree. Ogni area ha una sua funzione, e quindi c'è l'area che controlla il movimento, piuttosto che l'area che controlla il linguaggio, l'area che controlla la vista o la sensibilità, o tutte le funzioni, insomma, del corpo. Questo è fondamentale saperlo quando si parla di ictus, perché nell'ictus appunto si chiude un vaso, un'arteria, e quindi si viene a creare un deficit, una mancanza di una particolare area del cervello, che è quella servita da quel vaso, da quell'arteria che si è chiusa. Quindi di conseguenza avrò dei sintomi neurologici che dipendono da quella che è l'area coinvolta in quel momento. Quindi fondamentalmente si riesce, insomma, capendo qual è il vaso che è andato ad ostruirsi, si riesce già a capire quali potrebbero essere le conseguenze, quale parte, sì, quale area è andata a intaccare. Sì, esatto, così come il ragionamento del neurologo, il clinico in acuto nei primi momenti è proprio il contrario, cioè guardando il paziente, guardando i suoi sintomi, capire qual è il vaso che si è chiuso ancora prima di andare a fare esami diagnostici come la TAC o come l'angioTAC. Senta, dottor Bombardi, abbiamo detto insomma che 200.000 casi ogni anno, l'80% sono nuovi episodi, il 20% sono recidive, però c'è un dato che mi colpisce, il fatto che la metà di queste persone colpite da ictus sono donne. Come mai? Esistono diversi studi per capire come mai esiste una prevalenza in un sesso rispetto all'altro. Verosimilmente l'azione estrogenica che protegge le donne nel periodo fertile, nello stesso tempo abitua anche gli organismi a fronteggiare i vari eventi grazie alla componente ormonale. Successivamente l'assenza degli estrogeni rende le donne più fragili agli eventi vascolari. C'è anche da dire che le donne sopravvivono di più, e siccome l'ictus ha una maggiore incidenza in relazione all'età, chiaramente è più facile che possano essere colpite le donne che presentano una maggiore anzianità. Quindi questa è, potremmo riassumerla, una patologia, un evento che si verifica maggiormente nelle persone anziane. Assolutamente. Generalmente nelle persone anziane, più passa l'età e maggiore è la probabilità di avere un evento ictale, sia per la maggiore fragilità vascolare, sia per la sovrapposizione di più fattori di rischio che tendono poi a raggiungere un valore sufficiente a rendere l'evento ictale. Però questo non esclude gli eventi anche nei giovani. Infatti sappiamo insomma che la medicina, soprattutto la neurologia e il trattamento dell'ictus nel corso degli anni ha fatto grandissimi passi in avanti, e quindi i casi sono in diminuzione, soprattutto tra le persone anziane, però c'è un dato che ci colpisce, il fatto che negli ultimi anni si è notato un fenomeno un po' preoccupante, cioè che sono in crescita i cosiddetti ictus giovanili. Che cosa sono, da quale età, perché, c'è una spiegazione? Ictus giovanile è un evento ictale che colpisce persone che abbiano meno di 55 anni, in generale comunque persone in epoca giovane adulto.
Ci sono diverse ipotesi per spiegare questo, probabilmente molto legato alle abitudini voluttuarie correlate all'assunzione di droghe. Sappiamo quanto ad esempio la cocaina, con picchi ipertensivi che rendono fragili le arterie, favorisce gli eventi ictali. E gli alcolici soprattutto è stata dimostrata una correlazione diretta tra le assunzioni, la forte bevuta e l'evento ictale. Non per ultimo, e così anticipiamo anche un elemento significativo che previene l'ictus, l'attività fisica. Verosimilmente nei giovani esiste una maggiore sedentarietà, forse correlata anche all'attività lavorativa, più di studio rispetto a quello che si poteva avere fino a 30-40 anni fa, una sedentarietà che favorisce in maniera impressionante l'ictus. E tra l'altro il decorso dell'ictus di una persona giovane rispetto a una persona anziana è diverso, si differisce oppure insomma un po' segue la stessa traccia? Giustamente, come diceva lei, l'ictus può comportare una grave invalidità. Ora, l'invalidità in un quarantenne rispetto a un ottantenne ha dei risvolti sociali, familiari, psicologici inimmaginabili. L'ottantenne in un qualche modo ha di fronte a sé già una assistenza da parte dei familiari per mille altri motivi che deve essere solo enfatizzata. Il quarantenne fino al giorno prima era lui il promotore dell'attività propria, familiare, psicologica, quindi la stessa invalidità si traduce in un dramma esistenziale per lui e per tutti quelli che gli stanno attorno. Allora, ha spiegato veramente bene. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo oggi di ictus cerebrale. Adesso andremo anche ad elencare un po' quelli che sono i sintomi, proprio perché è importantissimo saperli riconoscere preventivamente, proprio perché la tempestività dei soccorsi è fondamentale in questo tipo di evento. 0422 1626 798 per intervenire in diretta. Ci siamo lasciati poco fa, prima della pubblicità, col dottor Bombardi, parlando di questo fenomeno, no, dell'ictus giovanile. Qual è, com'è la ripresa da un ictus di un giovane rispetto a una persona più anziana? Giustamente la ripresa è differente per diversi motivi, tra cui il fatto che il giovane può essere molto più motivato a riprendere le proprie attività, o comunque deve essere anche motivato per poter riprendere, in quanto ha un fenomeno, quello che è definito plasticità neuronale, ovvero sia il cervello giovane ha una maggiore capacità di recuperare per quanto riguarda il tessuto sano, che riesce in un qualche modo a far fronte ai deficit subiti attraverso nuove connessioni sinaptiche, e questo è inversamente proporzionale all'età, quindi più si è giovani e più c'è una potenzialità di recupero che nell'anziano viene meno. Quindi chiaramente il tessuto di un quarantenne è più elastico, ha delle caratteristiche chiaramente diverse rispetto al tessuto di un ottantenne magari, no? Assolutamente sì, e per questo riusciamo a vedere migliori risultati proprio per questo fenomeno di plasticità nei giovani. Dottoressa Gaudenzi, insomma, i dati ci dicono anche che si muore di meno, però come abbiamo detto l'ictus causa in alcuni casi un'invalidità molto importante, è così? Sì, è così. Oggi abbiamo a disposizione delle terapie per l'ictus, dico oggi, che sono sviluppate negli ultimi 15 anni, così insomma, che fino a 20 anni fa non erano pensabili, che permettono appunto di curare i pazienti con l'ictus, e quindi per questo aumenta la sopravvivenza dei pazienti, sicuramente è migliorata l'assistenza dei pazienti in ospedale, e di conseguenza, aumentando la sopravvivenza, aumenta la sopravvivenza dei pazienti
con delle conseguenze dell'ictus. È vero che in alcuni casi le terapie sono completamente risolutive e quindi il paziente può uscire da un ictus anche senza nessun deficit e senza nessuna conseguenza, questo è importante dirlo, però spesso possono rimanere degli esiti più o meno importanti, come diciamo noi invalidanti, che quindi creano anche una dipendenza della persona. Possono esserci esiti lievi che non compromettono le normali attività del paziente, oppure ci possono essere degli esiti appunto molto importanti per cui il paziente diventa completamente dipendente nella vita, diciamo, nelle attività di tutti i giorni. Calcoliamo che in Italia ci sono circa 1 milione appunto di persone che sopravvivono con gli esiti di un ictus. Quindi un numero più o meno elevato, più o meno grave. Certo. Allora abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Giordana Banda. Buongiorno signora, prego, ci dica. Allora, io l'anno scorso a luglio mi sono accorta che avevo tutta una confusione in testa, avevo una pentola a pressione che andava giorno e notte, che non dormivo neanche e ero in attesa di andare a operarmi il ginocchio, non sono andata a operarmi perché la segretaria dell'ortopedia mi ha detto di andare a fare aneurisma, la risonanza magnetica. Facendo la risonanza magnetica mi hanno trovato l'aneurisma. Allora il mio medico mi ha mandato subito a Treviso mi ha detto di attendere fino a settembre di quest'anno. Ma siccome che in casa abbiamo avuto 2 casi di aneurisma, un mio fratello aneurisma cerebrale e l'altro aneurisma al cuore che è deceduto. Mia sorella che vive insieme mi ha detto: cosa aspettiamo? Andare a Mestre a farci una visita a pagamento. Sono andata a Mestre e mi hanno operato, però i problemi prendo tante gocce, ma i problemi si hanno attenuato, però li ho sempre. Ma quali sono un po' cosa sente signora? Scusi? Cos'è che sente? Sempre questa confusione, come diceva prima? Confusione, però sono limpida col cervello, capisco tutto, però ho sempre un rumore in testa come un ruscello, una gomma di acqua che corre, tutta una cosa così. Allora, grazie intanto per aver telefonato. Chi di voi vuol dire qualcosa? Insomma è un po' complesso chiaramente non conoscendo un po' tutta la storia della signora, però cosa possiamo Però della approfondire? storia della signora possiamo mettere in evidenza alcuni aspetti che capitano tutti i giorni in moltissimi pazienti, ovvero sia che un sintomo più o meno correlato al disturbo neurologico, difficile definire il disturbo della signora, un rumore che si sente fa più pensare a un disturbo dell'orecchio, porta a quello che è il rilievo occasionale di una patologia. Altro elemento fondamentale che ci premerei sottolineare è che l'aneurisma non dà segni premonitori. Quindi siamo tutti portatori di microaneurismi e quando, se escludiamo l'evento causale di forti sbalzi pressori o di eventi traumatici cranici importanti, l'aneurisma decide quando vuole aprirsi senza, ripeto, nessun segno premonitore. Per questo è utile eventualmente in chi ha una spiccata familiarità eventualmente evidenziare, però come potrebbe essere il caso come della poteva signora. essere stato giustamente il caso della signora, però qualunque sintomo avesse avuto prima di sicuro non era l'aneurisma ed ecco perché sono rimasti verosimilmente tali quali. Allora torniamo all'argomento di oggi e quindi all'ictus. Andiamo a vedere anche con questa slide perché abbiamo detto che riconoscere i sintomi e quindi capire come si manifesta è importantissimo, no? Proprio per saperlo riconoscere. Stiamo vedendo un po', insomma, un riassunto di quelli che sono i sintomi, dottore. Esatto, questo è estremamente importante perché i sintomi neurologici possono essere tanti e stravaganti ed è utile invece che vengano riconosciuti
pochi specifici sintomi che sono stati anche definiti con alcuni acronimi perché possono essere ricordati meglio. Sta di fatto che i sintomi principali che tutti dobbiamo conoscere sono la perdita di forza a un braccio o a una gamba, la difficoltà nel parlare o nel capire quello che viene detto. Quello che ci dicono le persone. Esatto, oppure ancora l'instabilità associata in genere ad altri disturbi, tra cui ad esempio la visione sdoppiata. Altro sintomo che viene spesso facilmente riconosciuto è la famosa bocca storta, che a volte ha una assoluta benignità e per questo è utile far riferimento subito a un medico, ma che può essere il segno d'inizio dell'ictus. Poi un altro sintomo che non abbiamo visto è la perdita della vista in un occhio o una parte del campo visivo. Anche questo è un sintomo che ci fa mettere in allarme. Assolutamente sì, ovvero sia il fatto di non vedere una parte del mondo del campo visivo in termine tecnico, è un segno di coinvolgimento di una parte cerebrale che si trova in regione occipitale. O non vedere più da un occhio non è formalmente un segno neurologico, è in genere un coinvolgimento dell'arteria che arriva alla retina, ma è l'arteria oftalmica che proviene sempre dallo stesso circolo cerebrale e quindi può avere poi dei correlati neurologici. Tutti sintomi che avvengono all'improvviso, un fulmine a ciel sereno. Bravissima, sono sintomi di primo immediato e improvviso riscontro, senza troppe sequele, senza troppi prodromi. Arrivano come si vedeva dal filmato, si chiude l'arteriola e il sintomo inizia. Dottoressa Gaudenzi, si sente però anche parlare di un'altra cosa, che è l'attacco ischemico transitorio. Capiamo che cos'è e capiamo anche perché non va assolutamente tralasciato. Sì, l'attacco ischemico transitorio che viene comunemente da tutti definito come TIA, dall'acronimo inglese, è sempre un sintomo neurologico acuto di questi che abbiamo appena visto, che esordisce all'improvviso sempre, ma che si risolve da solo. Quindi si manifesta sempre con quei sintomi che abbiamo detto? Sempre gli stessi sintomi che abbiamo appena elencato, gli stessi: la perdita della forza, l'incapacità a parlare, la perdita della vista in una parte del campo visivo, l'equilibrio, sempre gli stessi sintomi dell'ictus. La differenza qual è? Che il sintomo si risolve da solo, può risolversi nell'arco di pochi minuti, di un tempo un pochino più prolungato, in genere nell'arco di un'ora circa. Quindi dopo un po' tutti i sintomi scompaiono da soli. Se ne vanno da soli, senza nessun intervento. E questo è importante parlarne perché? Perché il paziente tende a trascurare questi sintomi, perché passano da soli, quindi si pensa che non siano importanti. E invece è proprio qui che bisogna stare attenti, perché questo, il TIA, spesso è il campanello di allarme per un ictus futuro, per un ictus successivo. Quindi il TIA, il sintomo neurologico a esordio improvviso, non va assolutamente trascurato. Il paziente deve andare in pronto soccorso, anche se è passato, anche se è finito. Perché? Perché appunto è bene prima di tutto mantenere un periodo di osservazione, perché l'evento si può ripresentare nelle ore successive anche con un ictus. E secondo, perché in questo periodo è possibile effettuare degli esami diagnostici anche semplici. Noi ad esempio all'ospedale di Conegliano già da alcuni anni abbiamo un percorso proprio dedicato a questo, che si chiama protocollo TIA, appunto. Cioè il paziente che arriva in pronto soccorso con questi sintomi già regrediti rimane in osservazione 24 ore per fare appunto tutti gli esami necessari per impostare prima di tutto la terapia medica più appropriata per prevenire l'ictus. In alcuni casi può essere indicato addirittura un intervento chirurgico per prevenire l'ictus. Proprio perché insomma potrebbe essere un segno premonitore di un futuro ictus, esatto, questo attacco ischemico. Esatto. E, con esami semplici in pronto soccorso, ripeto, che si possono fare nell'arco di una giornata. Ad esempio gli esami principali che si fanno sono l'ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici, cioè si vanno a guardare le carotidi, si vede se ci può essere una placca, una stenosi, un restringimento che fa sì che appunto si riduca l'apporto di sangue al cervello.
In questi casi, se si trova questa condizione e quindi il paziente ha avuto un TIA, può essere indicato fare proprio in tempi brevi, cioè entro pochi giorni, entro 15 giorni, l'intervento chirurgico, che è l'intervento si chiama di endoarterectomia carotidea. È quello che abbiamo, lo vediamo filmato, subito sì. nel filmato, che così spieghiamo anche un po' meglio. Esatto. Praticamente l'intervento sul collo, compiuto appunto dal chirurgo vascolare, che apre l'arteria, come vedete va a ripulire dall'interno, toglie il trombo, ok? E poi richiude l'arteria. E appunto è dimostrato che in caso di TIA l'intervento chirurgico previene l'ictus in questo caso, ovviamente se trovo la stenosi carotidea. Poi il TIA può avere altre cause, così come l'ictus può avere altre cause. Ci sono cause di origine cardiaca, ci sono insomma anche altre condizioni sicuramente. Certo. Allora ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Riparto dal dottor Bombardi perché non lo abbiamo ancora detto, però è fondamentale, perché in questo evento, insomma nell'ictus, il fattore tempo è determinante, no? Quindi la tempestività, il saper riconoscere appunto quei sintomi che abbiamo elencato è fondamentale per appunto affrontare meglio quelle che possono essere le conseguenze di un ictus. Abbiamo visto un po' quelli che sono i sintomi, ma quei mal di testa che capitano un po' all'improvviso possono essere presagio di un evento come l'ictus, oppure non c'è correlazione? Allora, il mal di testa è un evento estremamente frequente nella popolazione, si arriva al 50% della popolazione, al 20%, 11% in Veneto per quanto riguarda l'emicrania. Quello che riguarda l'evento ictale emorragico, tipicamente da emorragia, visto l'argomento di prima, da rottura dell'aneurisma, è un mal di testa lancinante, improvviso, mai vissuto prima nel resto della vita, che è definito anche come fulmine a ciel sereno, quindi non è il mal di testa forte e basta. Quello che magari ci capita abitualmente. Quello che capita soprattutto agli emicranici in maniera pesante, importante, da 10 anni a questa parte. Questo particolare mal di testa può essere il primo segno di un evento emorragico, che può essere il prodromo di un'emorragia delle prime 24 ore, ecco, ma non di sicuro il mal di testa di cui si soffre da anni. Per quanto riguarda il fattore tempo, negli eventi ictali ischemici... Ecco, vediamo anche la slide, perché abbiamo detto che il fattore tempo è fondamentale e ci sono delle finestre per poter intervenire, delle finestre temporali di intervento. Cosa stiamo vedendo, dottore? Qui vediamo quello che è definita tecnicamente la penombra ischemica. Quello che abbiamo visto prima nei filmati, il vaso che viene occluso, è vero, porta un'ischemia a valle del territorio, ma esistono dei territori che non finiscono di ricevere l'ossigeno, ricevono meno ossigeno della sufficienza, quindi i neuroni iniziano a soffrire ma non muoiono. I neuroni morti, che sono quelli che non ricevono ossigeno per 5 minuti, non si possono più recuperare, ma esistono miliardi di neuroni che soffrono e che possiamo riportare in vita, che possiamo recuperare con le terapie attualmente di cui abbiamo a disposizione, solo se riusciamo a intervenire in tempi rapidissimi. Adesso ne parliamo, perché questo è un punto focale, insomma è importantissimo. Abbiamo prima una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Buongiorno, sono Anna Mantellato. Mio marito è un interteso di 75 anni e ha avuto un episodio di questo genere. Abbassandosi con la testa e poi rialzandosi di colpo, ha visto come una palla grossa tutta verde, che è durata per circa più di 3-4 minuti. Volevo sapere se anche questo potrebbe essere un sintomo preoccupante
per quanto riguarda un ictus eventuale, insomma. Grazie signora Anna, grazie. Prego. Cosa potrebbe essere, immagino, un'infinità di cose? Diciamo così, non fa parte dei sintomi neurologici canonici che ci portano a indurre a sospettare un ictus acuto. Sinceramente le evenienze di un evento di questo genere possono essere di tante origini, tra cui sbalzi pressori, che forse può essere l'ipotesi più probabile, ma dell'evento ictale mi sembra meno probabile. Mi fermerei ai sintomi utili e canonici che tutti dobbiamo conoscere e di cui parlavamo prima: completamente scomparsa della vista o che non si vede una parte del campo visivo. Quindi quello che capita al marito della signora potrebbe escludere? Potrebbe escludere un sicuro ictus. Allora, andiamo avanti con le slide, perché insomma finestre temporali per poter intervenire ce ne sono, però bisogna dire che ogni 30 minuti dall'inizio di un ictus che cosa si va a perdere, dottore? Si perdono milioni di neuroni, 60 milioni ogni mezz'ora da quando inizia l'ictus. Le connessioni tra un neurone e l'altro, chiamate sinapsi, se ne perdono a centinaia di miliardi. In appena mezz'ora si perde un'autostrada di oltre 300 chilometri di connessioni tra i vari neuroni. E le connessioni sono fondamentali, tanto importanti quanto i neuroni. Mezz'ora è fondamentale. Abbiamo delle tempistiche per procedere al ripristino di queste connessioni, di questi neuroni che sono in sofferenza senza essere morti, fino a circa 4 ore e mezzo per una terapia. Quindi 4 ore e mezzo dalla comparsa dei primi sintomi. Esatto. Per questo è fondamentale riconoscerli e poterli comunicare rapidamente al medico o ancora meglio al 118, così che già il 118 di tutto il territorio è allertato su quello definito codice ictus. Nel momento in cui l'operatore sente dei sintomi in tempi utili, riferibili e riconducibili a un ictus, già dalla semplice telefonata vengono preallertate tutte le strade. Certo, abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Paludetto Delfina. Buongiorno, prego signora, dica Buongiorno. pure. Volevo chiedere al dottore se era possibile. Ho il marito ha 86 anni con varie patologie perché ha il diabete, però sono 2 anni più che ha un aneurisma nella gamba sinistra e non hanno voluto operarlo perché hanno detto che è a rischio per queste patologie che ha. E non vogliono neanche farle quello con il contrasto lì, quello che si fa nelle gambe con delle vene, l'ecodoppler. Perché è un po' rischioso, no? Vista l'età e le patologie che ha il marito, signora. Sì. Ok. Grazie per la sua telefonata. Chi vuole rispondere? Prego, finisca pure. No, volevo chiedere se era consigliabile magari trovare un altro specialista, qualcuno che può magari darci un'indicazione. Ecco, allora intanto ascoltiamo le indicazioni dei nostri dottori qui. Chi vuole intervenire, rispondere? Mi sembra che la signora abbia parlato di un aneurisma di una gamba, alla gamba sinistra, se non sbaglio. Sì, quindi ricordiamo quando uno parla di aneurisma sempre magari c'è un po' di confusione. Qui stiamo parlando di aneurismi cerebrali, quindi a livello del cervello, e dove appunto la rottura di un aneurisma ha delle conseguenze devastanti, perché se si rompe un aneurisma un'emorragia inonda tutto il cervello con spesso delle conseguenze possono essere anche mortali, insomma. L'aneurisma della gamba ha sicuramente altre situazioni, insomma altre conseguenze, se vogliamo, di minore importanza.
Certo, quindi la signora diceva è il caso di, oppure no? Sembra di capire che hanno sconsigliato. Soprattutto in relazione all'età, alle numerose patologie che ha, il diabete e tutto il resto, è una situazione che si può, diciamo, trattare, come diciamo noi, in maniera conservativa, quindi senza intervenire. Tornando all'ictus, un flash prima di andare in pubblicità, abbiamo detto che il fattore tempo è fondamentale, quindi la tempestività dei soccorsi e che venga rispettato appunto tutto l'iter è importantissimo. È determinante. Quando uno riconosce su di sé o su una persona davanti a sé i sintomi dell'ictus, quelli che abbiamo elencato, è fondamentale chiamare il 118. Come si accennava è importante perché? Perché nel momento in cui il 118 capisce di essere di fronte ai sintomi di un ictus, viene attivato quello che è il codice ictus. Cosa vuol dire? Vuol dire attivare tutta una serie di figure professionali a cascata. Prima di tutto l'ambulanza che prende il paziente a casa non lo porta necessariamente nell'ospedale più vicino a casa, ma nell'ospedale più vicino che pratica la terapia per l'ictus. E poi preallerta, già ancora prima dell'arrivo in pronto soccorso, il medico del pronto soccorso, il medico radiologo, il medico neurologo, il laboratorio, tutte quelle figure che sono necessarie, che in tempi brevi devono fare tutti gli esami indispensabili per confermare la diagnosi e per attuare la terapia. Certo. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Allora, breve riassunto prima di andare a parlare di quella che è la terapia, no, dell'ictus. Ripetiamo un po' i sintomi con i quali si manifesta, perché c'è un po' di confusione anche su questo, però ci sono dei sintomi specifici da conoscere per poter subito capire che si tratta di ictus. Quali sono, dottoressa? Allora, la cosa più importante da ricordarsi è che l'esordio è un esordio improvviso, cioè un paziente che sta bene, è in benessere e improvvisamente manifesta questi sintomi: la perdita di forza di un braccio o di una gamba, la bocca storta, l'incapacità a parlare o a capire quello che gli altri gli dicono, oppure un'improvvisa incapacità a mantenere l'equilibrio e mantenere la stazione retta, o la perdita della vista in un occhio, completa perdita della vista in un occhio o in una metà del campo visivo. Questi sono i sintomi principali che devono allarmare e determinare quella che è appunto l'attivazione, come dicevamo prima, dei soccorsi e di quello che è il percorso ictus. Ecco, da questi sintomi, dal primo esordio, 4 ore e mezza per poter intervenire, no? Esatto. Come si interviene? Andiamo a vedere un video che ci spiega un tipo di trattamento, no? Adesso lo vediamo. Ecco qua. Esiste una terapia medica che abbiamo solo da poco più di 10 anni, è un'iniezione endovenosa di un farmaco che qui vediamo come palline bianche, che nel filmato di prima dove c'era il trombo tendono a sciogliere una sorta, perdonate il termine, di idraulico liquido e che quindi permette ai globuli rossi, come si vede, di ripristinare il precedente percorso. Questo, che deve essere fatto in tempi rapidi, ha le sue chiaramente complicanze. Come ha visto, una sorta di idraulico liquido di azione trombolitica che ha una quindi sostanzialmente devastante. Spieghiamo bene, viene iniettato questo farmaco che ha lo scopo proprio, la funzione di sciogliere quel trombo che va a chiudere il vaso. Bravissima, magari fosse proprio solo quel trombo, scioglie tutto quello che trova. Quindi il paziente non deve avere fattori che favoriscano l'emorragia e nello stesso tempo, se fatto in tempi tardivi, arriva a sciogliere il trombo in un territorio già necrotico, che è già morto, e questo rischia poi la seconda eventualità, che è l'emorragia. Quindi è molto delicata come terapia, ma in tempi utili e con pazienti selezionati che non hanno possibilità di avere emorragie, ha degli eccellenti risultati. Tanto per dire, quello che veniva fatto fino a poco più di 10 anni fa era la classica aspirina, che portava un beneficio di un paziente su 80. Questa terapia porta beneficio di un paziente su 7.
Il paziente è sveglio, viene iniettato semplicemente questo è assolutamente farmaco. sveglio e anzi deve essere monitorato clinicamente per vederne l'effettivo beneficio. È necessario un controllo clinico continuo. C'è un'altra tecnica che è completamente diversa, si chiama tromboaspirazione. Che cosa viene fatto? Lo vediamo perché le immagini ci raccontano bene. Questa Eccolo seconda qua. tecnica viene fatta in tutti i pazienti che possono sopportare questa indagine nei centri detti stroke di secondo livello. Si arriva con un catetere direttamente nell'arteria dove è stato già riconosciuto esserci un trombo importante e con questo cateterino gradatamente si cerca di rompere e aspirare il trombo. Questa è l'ultima evoluzione di una rivoluzionaria tecnica di trattamento dell'ictus avviata sempre da circa una decina di anni, detta tromboaspirazione, come Quindi si può quello è ben un vedere. minuscolo aspirapolvere, lo chiamo così volgarmente, che viene inserito nel vaso e risucchia il trombo. Assolutamente sì, con un eccellente effetto e con eccellenti risultati per il ripristino della circolazione dove la terapia trombolitica poteva non essere sufficiente. Quindi quando il farmaco, che abbiamo detto prima, che viene iniettato non dà risultato, si passa a questa tecnica, quindi? Benissimo, che ha un tempo un po' più lungo, si riesce ad attuare questa tecnica entro le 6 ore dall'inizio degli sintomi tali. Telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, salve, Simonetta Petertini di Padova, salve. Prego, prego Simonetta, dica. Io ho fatto un ictus cerebrale, cioè dicono un ictus 3 anni fa e mi è capitato dalle 7 della mattina fino verso le 11 di mezzogiorno, però non mi sono resa conto di quello che io avevo. E poi con le mie amiche hanno visto che io non camminavo con una gamba, non muovevo un braccio. Io mi sono accorta proprio perché facevo le pulizie, con un sacchetto non riuscivo ad alzarlo, non facevo la scala, tantissime cose, però ho lasciato perdere. E dopo mio marito è venuto a casa e si è andato all'ospedale perché ha detto no, non si può mica, questa qua non si può mica scherzare con una roba del genere. E allora mi hanno detto che avevo fatto un ictus, però non sono andata in codice rosso perché aveva passato troppo tempo, dalle 7 della mattina. Io l'ho avuto fino alle 11, alle 11, sono stata all'ospedale verso le 2 e là mi hanno detto guarda ti metto il codice bianco, però dovevi venire subito, però io continuavo a non parlare. Dopo mi hanno fatto gli accertamenti, hanno visto che ne avevo fatto un altro di piccolino, che infatti io ho chiesto ma può essere che quando ho visto delle stelline agli angoli degli occhi fosse stato un altro tipo di ictus? Ha detto senz'altro, ha detto poteva venire al pronto soccorso. Io scherzando ho detto sì, magari mi dicono che ho bevuto, che vedo le stelle. Signora, ha aspettato un po' troppo, diciamo. Grazie per la sua telefonata. Intanto sono passate parecchie ore dall'esordio dei primi sintomi della signora. Un esempio emblematico, la signora ha descritto bene 2 dei sintomi principali, la perdita di forza e la difficoltà a parlare. Sintomi che vengono trascurati, si fa più attenzione al dolore alla spalla, al mal di testa. Questi sono sintomi fondamentali e trattati in tempo con queste metodiche che abbiamo visto possono dare eccellenti risultati. Dottoressa Gaudenzi, vediamo anche quali sono i fattori di rischio, no? Perché si parla sempre di prevenzione, quindi di adottare stili di vita corretti e adeguati ed è fondamentale. Vediamo quindi quali sono i fattori di rischio, no? Sì, allora i fattori di rischio al primo posto è l'età, ovviamente l'abbiamo spiegato prima e su questo ovviamente non possiamo intervenire, però ci sono molti fattori su cui possiamo e dobbiamo intervenire.
Al primo posto il fumo. Molti sanno che il fumo è una causa di tumori, di patologie importanti, ma non ricordano che il fumo è una causa fondamentale nel processo di arteriosclerosi in genere, quindi può essere causa di infarto, ma soprattutto causa di ictus. E quindi smettere di fumare sicuramente. Poi il diabete? Tra gli altri fattori il diabete, la pressione alta, il sovrappeso e l'attività sedentaria, quindi fondamentale l'attività fisica quotidiana o comunque più volte alla settimana, e l'alimentazione, la famosa dieta mediterranea, che è dimostrato essere fattore protettivo proprio nelle malattie cardiovascolari. Bisogna lavorare intensamente, no? Sulla prevenzione, quindi sembra una banalità ripeterlo ogni volta, quindi fare attività fisica almeno mezz'ora al giorno, mangiare, alimentarsi in modo corretto, sembra una banalità, però effettivamente sono stili di vita, abitudini da fare proprie. Concordo pienamente, sono cose che ripeto tutti i giorni ai miei pazienti in ambulatorio, sono i pazienti quelli che hanno già avuto un ictus, su cui è fondamentale fare la cosiddetta prevenzione secondaria, perché chi ha avuto un ictus può averlo di nuovo, ma ovviamente la stessa prevenzione va fatta possibilmente prima, quando uno ancora sta bene. Certo, è quello che è difficoltoso, no? Ultima telefonata in studio prima di chiudere la trasmissione di quest'oggi. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Giulio di Ponte nelle Alpi. Buongiorno a lei e anche ai dottori. Buongiorno, prego. Io volevo chiedere solo in breve queste cose qui. Io è dal 2007 che quando corro mi viene un dolore alla testa, questo al 2007. Poi ho sempre avuto dei piccoli problemi, sì, che mi fa male la testa così, però ho la parte sinistra che l'orecchio fischia e in più mi sembra come toccare qualcosa molto sensibile vicino all'orecchio, un po' più alto qui, diciamo verso la tempia. E ho avuto un'operazione qui adesso che forse non c'entrerà nulla, all'ernia, e da quando ho avuto l'ernia sono più stanco, diciamo non cammino più tanto. Non ho più tanta voglia di lavorare e ho la testa che quando mi abbasso e tiro su mi sembra come una botta. Allora abbiamo capito, grazie signor Giulio, mi scusi se la interrompo, sì, dobbiamo chiudere, no? C'è questo dolore alla testa che ricorre sempre, abbiamo però spiegato che non sempre insomma può ricondurre, no? Allora, sicuramente per come viene descritto un mal di testa altalenante correlata all'attività fisica può essere un'emicrania tipica. Tra i fattori scatenanti c'è lo sforzo fisico, però con queste caratteristiche direi di escludere eventi ictali. E poi insomma abbiamo sentito un po' di dettagli insomma, della vita del Signore, quindi insomma ci sembra di poter escludere, no? Assolutamente sì. Allora siamo in chiusura, io ringrazio davvero il dottor Roberto Bombardi, direttore del reparto di neurologia all'ospedale di Conegliano, ringrazio anche la dottoressa Anna Gaudenzi, dirigente medico dello stesso reparto neurologia all'ospedale di Conegliano, di essere stati con me a ore 13. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.